E questa sera iniziamo così, facendo gli auguri. In primis, per cavalleria, alla nostra Lilli. Auguri Lilli! Ti amoriamo, come dici tu. A quest'ora sanno già di noi. I problemi cominciano adesso, tutto è fatto ormai. Tu non sai la forza che mi dai, ma conosco i rimpianti che lasci, tu conosci i miei. C'è chi si stanca di un uomo, di una donna vera, amore che manca per noia o solitudine o delusi dal tempo. So bene che per noi non fu così. Lascio una donna che crede solo in me. Tu distruggi un uomo che il suo mondo ha dato a te. Senza rispetto si parlerà di noi. Tutto questo io lo accetto, non si vive un'altra volta. E questo per l'orgoglio mio di averti. Basta, non potranno mai fermarci. Dimmi, è così per te? Chi può ridarci gli anni persi in questo, fino all'ultimo dei giorni? Niente del passato può sfiorarci, niente ci offenderà, nessuno al mondo si permetterà. Appartiene a noi la nostra vita. Cena all'alba, soli tu ed io. Ciò che resta da fare domani devo farlo io. Si risveglia in fretta la città, nei tuoi occhi un po' stanchi ritorna la tua giusta età. Questa è la cosa più importante. Vieni, voglio uscire dalla gente. Basta, sta nascosti qui. Non ha più senso fare così. Incomincia qui la nostra vita. Auguri Lilli! Auguri Titti! Dobbiamo fare gli auguri a Lilli, dobbiamo fare gli auguri a Titti. Tanti auguri a Titti e a Lilli, e poi avremo altri compleanni in questa puntata. Benvenuti. 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti, abbracci. Come fare per mandarci un abbraccio? È semplice, basta mandarci un messaggino. Tra un po' giocheremo, lo sapete già, giocheremo ancora oggi più tutta la prossima settimana, poi cambierà qualcosa. Buon lavoro Alberto in regia.
tra un po' qui con me Amedeo Agrillo. Ragazzi, non so se da voi fa caldo, ma io qua dentro faccio la sauna praticamente gratis, no? Amedeo è lì, è già tutto sudato, però tra un po' ci ha preparato Amedeo una grande scaletta questa sera, quindi mi raccomando amici a casa, non cambiate canale, alzate il volume della TV. A proposito, voglio condividere con voi una cosa molto bella, anzi una cosa bellissima, perché sono giorni, sono notti di studi intensi, perché sono giorni di maturità, sono giorni di esami, e per qualcuno di voi sono anche giorni di addio, perché magari salutate un vostro amico che ha fatto un percorso di vita insieme a voi, ha fatto un percorso di studi. Beh, io a tutti voi auguro di avere la stessa passione, la stessa amicizia di questi ragazzi. Abbiamo una prima foto, Alberto, vero? Abbiamo una prima foto, guardate. Allora, questa è una foto del 1996. Quella a destra, a sinistra è ma questa notte è ancora nostra, era una crostata, notte prima degli esami. Bene, questi ragazzi a distanza di 30 anni si sono ritrovati tutti insieme ai professori da quella notte di esami del 1996, si sono ritrovati ieri e hanno fatto questa foto qui. Quindi saluto la quinta A e la quinta B di Luserna. Ragazzi, che bello, che bella cosa. Io auguro a tutti i nostri telescoltatori che in questi giorni stanno facendo gli esami di avere la stessa intensità di amicizia, perché credo a distanza di 30 anni ritrovarsi davanti a una pizza, davanti a un buon bicchiere di vino e magari ricordare i tempi che furono, beh, di sicuro non è da tutti, quindi il mio personale applauso a voi. Grazie regia, grazie. E passiamo da una foto a una richiesta. Vai Alberto. Vediamo. Ciao Enrico, sono Chiara da Carmagnola. Venerdì 19 è il compleanno di mio papà. Massimo, potresti cantare la tua canzone nel nome di Dio nella puntata di venerdì. Grazie da tutti noi. Con molto molto piacere. Siete una famiglia stupenda, siete dei fans stupendi. E quindi auguri Massimo! Con tutto il nostro cuore. Questo è un patto di voce e di sangue, è una storia che va oltre le lingue. Il mio corpo che l'anima all'anima stringe, nel silenzio il coraggio adesso mi avvolge. A piedi nudi scalerò la montagna, ti cercherò tra città e campagna, risalirò 100 fiumi e torrenti, accenderò vite e cuori spenti, consumerò tutta la mia energia, ma ti troverò, oh mia Maria, nel tuo nome o nel nome di Dio, nel tuo nome o nel nome. Consumerò tutta la mia energia, ma ti troverò, oh mia Maria, nel tuo nome o nel nome di Dio, nel tuo nome o nel nome di Dio. Questo è un patto di voce e di sangue, è una storia che va oltre le lingue. Seguito, amato, tradito, ingannato, ricoperto di filo spinato.
storia che va oltre le lingue. Il mio corpo che l'anima stringe. Io sono il figlio, tu aspettami madre, a piedi nudi. Scalerò la montagna e ti cercherò, tra città e campagna risalirò 100 fiumi e torrenti, accenderò vite e cuori spenti, consumerò tutta la mia energia, ma ti troverò, oh mia Maria, nel tuo nome, o nel nome di Dio, nel tuo nome o nel nome di Dio. Che bello quando mi richiedete le canzoni che ho scritto io. Molto bello anche quando mi richiedete quelle che hanno scritto altri, sia chiaro. Però, vabbè, sono più emozionato ancora quando canto qualcosa di mio. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame Nunterek, monsieur dame, Amedeo Agrillo, ciao, buonasera. Ah, canto un po' tu perché non ce la fo più. Sono caldo, sono stacco, venerdì, insomma, tra un po'. Oh, ragazzi, tra un po' giocheremo. Andiamo a ricordare i premi? Cosa ne dici? Regia, mi rimetti la grafica dei premi che tra un po', dopo la prima canzone di Amedeo, giochiamo per il cappellino di Casa Peretti, giocheremo per la maglia di Casa Peretti, giocheremo per il buono carburante, il buono formaggi e il buono ristorante. Il telefono sta già suonando, ma aprirò le telefonate subito dopo il primo pezzo di Amedeo. Come ho promesso ieri, arriva un brano di Nino D'Angelo. Avessi detto Nino D'Angelo dal titolo, dillo tu perché per me è complicato. Dillo tu. È complicato. E quando è che impari a parlare come a me? Aspetta che quando tu imparerai piemontese, io imparerò alla perfezione il napoletano, va bene? Ok. Fuma pare, dai. Eccola. Un jeans e una maglietta, una faccia e sapore, m'ha fatta innamorare questa semplicità. Ma tu non mi hai retta, dice che si guagliona e non tiene ancora l'età per fare l'amore. Tu 15 anni, ma sei già donna, anche se piccola l'età. Non sai ancora, nemmeno nonna, e da mia te sento già. Quella bellina che tu hai, non mi faccio aspettare, o tempo vuole tu bucata fai, mi fatta innamorare, pure capisci smorfio che mi fai, mi fanno giù attaccare, tu non capisci male che mi fai, chiamami sta bocca. Stringi mano, scriviamo insieme sto mazzo. Mi fatta innamorare, con colpa te che si te voglia già. Tu si guaglione, ma per chi sta amore non ci vuole dare. Perché non ti convince
questa la ragione. Hai gli occhi a terra, guardami buono in faccia, dice la sua pagliaccia, sfotta a tutti i guaglioni. Tu 15 anni, ma sei già donna, anche se piccola d'età. Non sai ancora nemmeno nome, e da mia ti sento già. M'ha fatto innamorare quell'aria da bambina che tu hai, e non mi faccio aspettare o tempo vuole tu peccato fai, e mi fanno innamorare pure i capricci e smorfie che mi fai, mi fanno giù attaccare, tu non capisci o male che mi fai, chiameranno sta bocca e stringermi in mano e scrivere insieme sto romanzo d'amore. Mi hai fatto innamorare che colpa te si ti voglio già, tu sei guagliona ma per chi sta amore non ci vuole dare. Amedeo Grillo, che bella canzone Amedeo. Beh, grazie, anche perché era una mia richiesta. È il momento di giocare. Facciamo entrare le buste, vado a prenderle io. Facciamo entrare le buste, eccole qua, le loro buste. Guardate che belle colorate, piene colme di bei premi. E adesso non mi resta nient'altro che cambiare l'inquadratura, perché altrimenti vado fuori io. Ecco, e stasera va così, dobbiamo cercare di portare a casa la barca qui, se no affonda, te lo dico. Amedeo, andiamo a rispondere al telefono. Aspetta che devo fare 2 o 3 cose prima, così alzare il volume della TV e poi andiamo a rispondere al telefono. Aperto telefonate 348 80 40 254. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Ciao, sono Alessio. Ciao Alessio, buonasera e benvenuto. Da dove? Grazie. Da dove ci chiami, Alessio? Da Monbaruzzo, in provincia di Asti. Wow, quanti abitanti fa Monbaruzzo? È 1 migliaio circa, in 4 frazioni, pensa. Ma che bello. Però abbiamo un prodotto tipico di amaretti, non so se li hai mai mangiati. No, piuttosto ti mando un messaggino col mio indirizzo, tu spedisci. Ok, se vinco di nuovo volentieri. Va bene, allora Alessio, ormai sai come funziona il nostro gioco, puoi decidere se provare a indovinare con 5 o con 15 secondi. Vai. Facciamo di nuovo 15, dai. Di nuovo 15 secondi. In bocca al lupo. Io spero di vincere qualcosa perché è già un mese che non vinco più nulla. D'altra parte. Quindi alza il volume della TV. No, abbassalo a zero perché devi parlare, devi sentire tramite il cellulare. Questi sono i tuoi 15 secondi. Eccoli. Vai. Mio caro Alessio, pensa quante persone si sono innamorate con questa canzone. Dai che la stai canticchiando. Vai Alessio, il titolo. Dai, la stai cantando. Sì, so la melodia ma non mi ricordo il nome. Peccato. Grazie per aver giocato con noi. Ciao. E che quando che ci fu, se lo stava cantando, infatti ho detto è lì, basta che dici quelle 3 parole indovini esattamente. Vabbè, proviamo con il prossimo concorrente. Pronto, chi sei e da dove?
Enrico, sono Rossana di Casale, ciao. Rossana di Ciao, Casale, Rossana. buonasera e Sì. benvenuta. Riproviamo, Grazie, ciao. rigiochiamo. Sei pronta? Sì, Allora, spero. con 5 o con 15 secondi? 15. 15, mi raccomando, amici a casa, vale per Rossana, vale per tutti voi, abbassate a zero il volume della TV, non usate il via voce, altrimenti faticate a sentire la musica che io vi mando direttamente nel vostro TV, nel vostro telefonino. Pronta Rossana? Eccoti i tuoi 15 secondi. Sono degno di te, Gianni Morandi. Ne Troppo bastavano facile. molto meno, ne bastavano meno secondi questa volta. Brava, brava. Grazie. Adesso Il difficile. dall'1 alla 10 vediamo se riusciamo a prendere un premio e a schivare la faccina rossa. Vai Rossana, vai. Il 2. La busta numero 2. Oh, eccoci. Non vuol venire. Eccola qua. La busta numero 2. Andiamo a scoprire insieme. Fammi dare un'occhiata. Sei pronta? Sei Sì. pronta? Dun 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 dun. No! Peccato, C'è la peccato. faccina rossa! Pazienza. Beh, Non importa. questo è lo spirito giusto. Grazie amica mia. Ciao, alla Importante prossima. Bene, dai, alla prossima, grazie. Ciao, Grazie, ciao, buonasera. Ciao, ciao. Che peccato! Anche la regia mi ha scritto che peccato. C'è la faccina rossa, è così tanto temuta dai nostri amici a casa. Ce n'è 5, ma ci sono anche 5 bei premi. Andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Chi sei? Da dove? Pronto? Sono Piero da Volvera. Ciao Piero, Piero. da Volvera. Sai come funziona il nostro giochino? Sì, lo so. Perfetto. Chiedo 15 secondi. E questi sono i tuoi 15 secondi. Forza, Va bene. forza Piero, vai. Va bene. Sì. Piero, allora non- sto pensando. pensa, hai questi 5 Pensa. secondi per pensarci al titolo di questa canzone. 4, 3, 2, Non lo so, non lo so. 1. No, Vai col non titolo. lo so. Non lo so, non mi è venuto in peccato. mente. Grazie Piero per aver Proverò giocato di con noi. nuovo. Questo Grazie, mi raccomando ciao, la ciao. prossima settimana. Ciao Piero, grazie. Ciao. Erano i Negramar. D'altra parte, se non metto questa canzone adesso che siamo in estate, quando la metto? A novembre? Non mica posso metterla a novembre. Dai. Pronto? Chi sei? Da dove? Pronto? Ciao Enrico, Mimmo. Eh, Ciao, sono Mimmo Enrico. Allora, Mimmo, io incontro gente per Luserna che mi dice che tifa per te. Grazie. Ormai, non sto scherzando, ero in panetteria, mi fa, ma quando è che Mimmo vincerà? Faccio, ma secondo me questa sera Mimmo vincerà. Allora, No. Mimmo, non possiamo deludere i nostri telescaltatori. Sei pronto a giocare con noi? Certo, sono qua. Con 5 o con 15? Con 15 Enrico, dai, ho perso da un po' di tempo che la musica l'ho lasciata stare per vari motivi, però la Vabbè. musica è sempre nel cuore, via. Questo è fondamentale, che la musica sia sempre nel cuore. Questi sono i tuoi 15 secondi. Forza Mimmo. Vai. Si può fare, dai. Allora, Sì, che stasera ce l'hai. Vai che stasera ci sei. Dimmi. grande, Mina? Bravo giusto. Mimmo. Un trionfo. Oh là. Bravo Mimmo. Allora Mimmo. Non mi sbagliare busta Il primo proprio è andato, stasera, vediamo un secondo, dai. Dall'1 Vabbè, alla ci 10. proviamo. Dall'1 alla 10 esclusa la 2. Quale busta vuoi? La 1 La facciamo 1, la 1. Oh. La 1 per Mimmo. Vediamo un po'. Con te dovrò combattere. Non ti si può più
bravo! Primo premio, dai. Bravo Oh, Mimmo, primo grazie, premio. Enrico, grazie, Bravo. grazie. Vedi che a volte averla dura, nel senso continuare vince, a esatto. insistere. Bravo Mimmo, complimenti, grazie per aver giocato con noi, un abbraccio. Ciao, saluti Ciao. a Amedeo. Eccolo Ciao, qui. ciao, grazie Mimmo. Grazie Mimmo che si è portato via il primo premio, hai capito? Bravo il nostro Sarà Mimmo. stato un caso. No, è un caso, d'altra parte. L'ultima telefonata, poi andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo. Pronto, chi sei da dove? Pronto? Ciao Enrico, sono Roma di Casale. Ciao Omar da Casale, buonasera Ciao, Omar, Omar. benvenuto. Omar, Grazie. Comunque grazie per la maglietta. esatto, è proprio lì che volevo arrivare. Tu hai già vinto una maglietta, giusto? Settimana scorsa. E allora non puoi partecipare perché come da regolamento finché non cambia uno dei 5 premi nel tabellone puoi partecipare soltanto una volta. Poi quando cambierà un premio, Può partecipare la mia compagna. se richiama con un altro numero sì, non puoi passarmela adesso, ma proprio per questione di ok, correttezza. Se richiama con un altro numero non è un problema, io non posso sapere Se no facciamo la prossima settimana. Fai come va benissimo. Un abbraccio fortissimo. Ciao Omar, Ciao, grazie. Ok, grazie per la maglietta. Comunque spero che hai visto la fotografia che ti hanno mandato. Grazie a te. Ciao. Ok, ciao. Io purtroppo i nomi non ce li ho salvati, quindi a volte ricordo, a volte però mi dimentico. Pubblicità, 2 minuti e mezzo e torniamo in onda con una gran bella canzone cantata dal nostro Amedeo Grillo. Fra 2 minuti e mezzo. Stai su di me questa notte come se fosse lei, fosse Dio, fosse quello che ero io. Polaroid, stella stai, dolce vento di fulano, visto mai che mi sospiri di più, che mi sospiri di blu. Stai, stella stai, come lei, meno donna, un poco gay, chi lo sa, tanto sei la mia stella, stella stai, corpo al forma di es, dolce piede sul mio gas, quando sto per sospirarti di più, per sospirarti di più. Sì, stai, stella stai, finché c'è nei suoi occhi un SOS che mi dà brividi, tipo quando al sole stai e la vuoi e ti vuoi e non dormi, resti mai, stella stai, stella tu, per sospirarti di più, per sospirarti di più. Trovando il cielo nel sud, chi viene fuori sei tu, sei tu. Trovando un figlio si può, dagli i tuoi occhi se no, che torna a fare a questa porta, voglio tenerti tra le mie braccia, altrimenti torno a lei, lo sai, per questo stella stai. Scivola, 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 scivola. Ciao Canada, te ne vai in bicicletta che non sa dammi altro che guai, ma ho bisogno anche di te. Stella stai su di me questa notte, su di me stella stai, stella tu, per sospirarti di più, per sospirarti di più. Sì, stai, stella stai, finché c'è nei suoi occhi un SOS che mi dà brividi, tipo quando il sole stai e la vuoi e ti vuoi e non dormi, resti mai, stella stai, stella tu, per sospirarti di più, per sospirarti di più. Volando il cielo del sud, chi viene fuori sei tu, sei tu. Trovando un figlio si può, dagli i tuoi occhi se no, che torna a fare a questa porta, voglio tenerti fra le mie braccia, altrimenti torno a lei,
sai, per questo stella stai. Per sospirarti di più, per sospirarti di più, per sospirarti di più, per sospirarti di più, per sospirarti di più. Amedeo Grillo! Bisogna fare attenzione perché se Bravo. scivoli ti fai male. Bravo. Adesso ti interrogo, però adesso voglio... Come si dice in piemontese scivolare? Ah, no, Io no. allora, no, te lo insegno. Io sono scivolato. Come si dice? Io sono scivolato, e cosa sai? Mi son sghia. Vai. Mi son dia. Non sghia. Dia. No, dia, adesso non esageriamo. No, Mi no, son dia. Mi son sghia. Ah, mi si sghia. Mi son sghia. Bravo. Invece in napoletano sono scivolato. sciuliata. Com'è? Sono sciuliata. Sono Io sono sciuliata. Io sono sciugliato. Hai capito pure. Oh, ragazzi, ma chi un'altra trasmissione che vi insegna il piemontese e napoletano? Prendi i premi, Amedeo, prendi i premi perché apriamo di nuovo ufficialmente le telefonate per il nostro giochino 378 4080 506 se volete provare a portarvi a casa uno dei 5 premi. Ne sono rimasti 4, ma comunque il cappellino è rimasto, la t-shirt è rimasta, il buono carburante, il buono formaggi sono rimasti. Pronto, chi sei e da dove? Buonasera. Buonasera a te. Buonasera. Come ti chiami? Luciano di Brandizzo. Luciano ciao, di Lucianino. Brandizzo. Ciao, benvenuto in casa Peiretti. Grazie. Vuoi giocare con noi? Certo. Allora provi a indovinare il brano con 5 secondi o con 15 secondi? No, 15 secondi, dai. 15 secondi. Luciano, questi sono i tuoi 15 secondi. Eccoli. Lucianino. Eccomi. Qual è il titolo di questo brano? È facilissimo, ma in questo momento... Non è possibile. No! lo so. No! Lucio, ma No! non fare così, un mio coetaneo. Cioè, Grazie per aver giocato con noi, amico mio. Non mi viene in pazienza, mente. dalla prossima. Capita, dalla prossima. succede sovente che sai la canzone ma non ti viene il titolo e comunque Peccato. se sei davanti alla TV è molto più facile, quando sei in linea, in diretta è tutto più difficile. L'emozione ti frega. Grazie per aver giocato Ciao, con Luciano. noi, un abbraccio. Ciao. 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 Pino Daniele, è già la seconda sera che non mi indovinano Pino Daniele. E andiamo a rispondere al telefono, mio caro Amedeo Grillo. Pronto, chi sei e da dove? Alessandro da Chieri. Ciao Alessandro da Chieri, benvenuto. Provi a indovinare il tuo Grazie. brano con 5 secondi o con 15? Con 5. Questo Vai, mi piace, avanti, perché questo con è 5 hai ben 2 possibilità di scelta, eh? Allora, Ok. questi sono i tuoi 5 secondi. Silenzio, perché 5 secondi deve partire bene. Silenzio. Eccoli. Eccoli. Na, na, Oh, na. mamma mia. Na. Dai, che non è impossibile. Ti è capitato anche un brano da un intro unico. Non ho la più pallida idea. Ah, Bellissimo, uno dei peccato. più- Vedi che uno magari, dei più belli. magari coi 15 ce la facevi. Comunque, grazie per aver giocato con noi. Buon L'avrebbe sabato fatto domenica. sempre. Ciao. Ciao. Na, 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 Sì, na, se na, si indovinava con 15 si na, poteva na, anche indovinare. na. Ma anche con 5, perché comunque na, sì, na, va na, bene. na, 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 na. Pronto, chi sei e da dove? Deve abbassare a 0 il volume della TV per cortesia, grazie. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Scusa, ciao, sono Rodolfo da Torino. Ciao Rodolfo, benvenuto. Ciao. Ci eravamo già sentiti lunedì, però ho detto prova a richiamare, vediamo se magari... Lunedì non avevi vinto. No, avevo vinto. Avevi vinto?
Sì, avevo vinto un buono formaggi. E allora io ti ringrazio di aver chiamato, ma come regolamento non puoi rigiocare finché non cambia uno dei 5 premi a video. Ah, va bene, Però, niente allora. Grazie Nulla. per aver chiamato Grazie. e ti auguro buon sabato e buona domenica. Grazie mille, buon lavoro. Grazie, Ciao, ciao, ciao. ciao. Oh ragazzi, questo è un giochino che piace, ma davvero me lo dicono tutti. Guarda, di tutti i giochi che hai fatto, questo è quello un po' più carino, un po' più brillante. Proprio con lo sfoglio, sfogarsi un pochettino. Pronto? Chi sei, da dove? Buonasera. Ciao, sono Stefania da Torino. Ciao Stefania da Torino, benvenuta a Luserna San Giovanni. Benvenuta in casa Pairetti. E quindi stessa cosa, non hai ancora vinto tu, giusto, con questa videata? No, allora, giochiamo. Dimmi se provi a indovinare con 5 o con 15? Con 15. Con 15. Stefania, questi sono i tuoi 15 secondi. In bocca al lupo! Stefania, a parte il rosario che stava dicendo Amedeo, hai presente che brano sia? Hai un'idea? No, no, proprio peccato, grazie per aver giocato con noi. Niente, ciao. Ciao. Era un brano di Marco Mengoni che credo che abbia vinto Sanremo 2 o 3 anni fa. Sì, però un intro che si subito, esatto. Non è un problema. Sono le 20:47, noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo e poi altra musica, se abbiamo tempo giochiamo e tutti i vostri messaggi. Pubblicità. Una canzone di Gigi D'Alessio. Di notte, Amedeo Grillo. Una volta era un vero problema per te, cosa mettere addosso se uscivi con me. Non t'ho vista 2 volte, lo stesso maglione, com'era normale rubarti un brivido. Nei discorsi filmavi la tua gelosia, ogni bella ragazza sembrava già mia. Per tenerti più stretto lasciasti la scuola. Come si cambia anche nell'anima, proprio adesso che avevi bisogno di te, ti dà quasi fastidio che cosa di me, poi mi dici che un altro va bene per te, strappi come un giornale la storia con me, come più fatta perdere davvero stavolta in 1000 pezzi il cuore, ma giù come un bicchiere, non lo potrò aggiustare mai, ma batte ancora, ti prego non andare, io già respiro male, non portarti all'improvviso dal mio corpo l'anima, di notte. È finito un amore che aveva il sapore del latte. A notte, stanotte, non cancella la mano nemmeno mangiando un cornetto. Una luna cazzata ce l'avevo con te, sti momenti ma che se fine vedere, vedo solo il campresso ma senza caffè. Vego mare che chiagna volesse parlare, che ieri un chilo da viste ma sa, e con l'onda cercare non te fa toccare, ma non ce fa la sa. Dimmi cosa ho sbagliato, un errore dov'è, non ho mai
trascurato cosa di te, le mie cose le ho fatte sempre divise con te, non avevo segreti nascosti con me, e tu invece sparti queste cose un'ata da me, in mille pezzi il cuore va giù come un bicchiere, non lo potrò aggiustare mai, ma batte ancora, ti prego non andare, io già respiro male, non portarti all'improvviso dal mio corpo l'anima, notte, di notte, è finito un amore che aveva il sapore del latte, notte, stanotte, non cancella l'amaro nemmeno mangiando un cornetto, una buona cazzata ce l'avevo con te, di momento manchesse se fine vedere, scedo solo il tuo abbraccio ma senza caffè, vengo male che già ne volesse papà, che io lo cucchilla da viste ma sa, e quello mi cercava e non ti fa toccare, ma non ci fa passare. Capolavoro di Gigi D'Alessio. E adesso, mio caro Amedeo, andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai regia, vai, vediamo un po' chi ha scritto, cosa ha scritto. Che bella canzone, che bella canzone. Bravo Amedeo, bravo. Che soddisfazioni. Buona serata e buona musica. Grazie Dani, grazie Dani. Ciao Enrico, complimenti per la trasmissione, sei bravissimo come sempre. Da Enzo, Sabrina e Daniele da Torino, ne approfitto per fare gli auguri a mio fratello Massimo da Carmagnola. Auguri Massimo! Ciao Enzo, ciao Sabrina, ciao Daniele, ciao Torino, grazie! Beh, se mi fate i complimenti anche in una serata come questa che sono un po' piatto, però grazie! Ciao Enrico, ciao Medeo e buon fine settimana, metti sul 13 sempre. Un grande abbraccio da Stefania, da Rondissone, grazie Stefi! Stefania. Grazie! E poi cosa abbiamo? Ecco, grazie, questa sera siamo tutti qui ad amorarvi come sempre, Titti e Giovanni. Ciao Titti, ciao Giovanni, Ciao. grazie, auguri, ancora tanti auguri Titti. Chiudo la settimana con Enrico Amedeo il top. Viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia D'Alessandria, grazie. Ciao Giovanni, ciao Silvia, ciao Alessandria. Ciao Enrico, spero che ieri ti sia arrivato la foto con la maglietta. È arrivata. Omar da Casale, mi puoi cantare ragazzi di oggi? Arriverà la prossima settimana anche questo brano bellissimo di Luis Miguel. Noi ragazzi di oggi, noi. Arriva. Ciao Enrico, mitica Casa Peretti, un faro nella notte. Puoi cantare 740 di Battisti? Ciao, ma perché no? Ben volentieri. Ha un altro brano che arriverà la prossima settimana. Attenzione, lunedì saremo in diretta, ma con una puntata molto speciale. Una puntata che in 6 anni non avete mai visto. Quindi lunedì non prendete impegni, collegatevi dalle 20 alle 21 perché sarà una grande sorpresa per tutti voi. Ciao Amedeo, ciao Enrico, la grandezza del nostro cuore determina la bellezza delle cose e persone. Milena, grazie Milena, grazie. Auguri Lilli, Titti a tutti. La Chelucci. Ciao Lilli, ciao Titti, ciao tutti e ciao la Chelucci. Facciamo tutte delle rime questa sera ragazzi. L'ho fuso. Puoi cantare Batticuore di Nino D'Angelo e dare in bocca al lupo a Sofia che lunedì ha l'esame di terza media. Allora Sofia in bocca al lupo a prescindere, e Batticuore tu la sai? Sì. Amedeo le sa tutte, io non la so, però Amedeo la sa, quindi quando tornerà Amedeo la farà. Grazie Sofia, mi raccomando. Ciao Enrico, ciao Amedeo, da Elena, ciao Elena, grazie. Grazie Elena. Grazie Elena c'è sempre. Ciao Enrico, fa caldissimo anche qui, non se ne può più. Sapessi ma almeno
un'ora fresca ce la dai tu e Amedeo. Buon weekend a tutti, Massimo e venerdì. Ciao Massimo. Si vede che la telecamera funziona anche un po' da condizionatore d'aria, no? Perché qua il caldo arriva là, diventa freddo. Ciao Enrico Amedeo, vogliamo fare gli auguri al nostro zio Piero di Luserna e domani carne alla brace. Buonanotte. Auguri zio, da Chiara, Andrea, Gabriele, Elisa e Roberto. Auguri, sì, auguri ti chiedono, dai. Anch'io voglio andare a carne alla brace. Auguri, buon weekend a tutti voi. Silvia da Montalciano. Grazie Silvia, altrettanto. Grazie davvero. E poi un saluto a nonna Tere e mio cugino Luca che vi seguono tutte le sere da Troffarello. Grazie, ciao nonna Troffarello. Tere, ciao cugino Luca, ciao Troffarello, ciao Enrico Amedeo, un abbraccio, un bacio, buona serata. Isabella, Ciao, grazie. Isabella da Luserna, finalmente uno che mi scrive da Luserna. Grazie Isabella. Profeta in patria dicono, no? Luciano di Brandizzo, buonasera, cosa Federico? Siete Luciano, insieme, siete fantastici. È riuscito a prendere la linea ma non ha indovinato il brano. Peccato. Peccato, sì. La prossima volta, dai. Alberto in regia, io direi che possiamo. Abbiamo altri messaggi. Grande puntata come sempre. Mi canteresti Alessandra dei Pooh? Un saluto da Medeo. Ciao Alessandra, Paladino di Torino. Va bene, Grazie. un altro brano che mettiamo in programma Alessandra. da martedì in poi, lunedì puntata eccezionale. Pure quando canti napoletano sei bellissimo e arriva. Ho fatto un piccolo ritornello con lui. Grazie, è bellissimo. Chiunque sia, dai. Non esagera. Vabbè, dai. Ragazzi, buon sabato, buona domenica. Strepitoso Amedeo Grillo, un gran lavoro di Alberto in Grazie a regia. tutti. Questa è la mia grande squadra che tutte le sere si adopera per trasmettere il meglio. Non so se tutte le sere la ciambella esce col buco, ma ti garantisco ci si prova sempre. che almeno ciò che vedete è semplice e pura Ed è tutto verità. in diretta. Verità. A tutti una buona serata. Ciao a tutti, buonasera, buonanotte. Ciao.